Le scuole siciliane sono insicure, precarie e malfunzionanti. Il rapporto di Legambiente è chiarissimo e netto. Gli edifici scolastici, frequentati ogni giorno da oltre 700.000 ragazzi e 80.000 docenti, sono in sostanza in condizioni pessime. Stessa cosa per le pratiche che mirano a ridurre l'impatto ambientale delle attività all'interno delle scuole. Qualche giorno fa, infatti, Legambiente, organizzazione ambientalista più diffusa sul territorio nazionale, ha pubblicato l'annuale report dal titolo Ecosistema Scuola e dalla versione 2018 che riporta i dati dell'anno precedente, l'isola ne esce a pezzi. I maggiori responsabili sulla difesa del patrimonio edilizio scolastico sono gli amministratori locali, attuali e del passato, che vengono messi sul banco degli imputati. Identico il problema legato alla sicurezza dei plessi scolastici. Dalla lettura del corposo dossier non c'è da stare troppo tranquilli. Pochissime verifiche vengono fatte sulla vulnerabilità sismica, obbligatorie per tutti gli edifici dal 1° gennaio prossimo. La Sicilia con appena il 2,4% è fanalino di coda tra tutte le regioni italiane. La media nazionale è 14 volte più alta, il 33%. Eppure quasi tutti i plessi scolastici isolani, il 98%, si trova in condizione a rischio sismico. Le indagini dei solai dal dossier sono carenti e precarie ed hanno riguardato solo l'8,6% degli istituti. La media nazionale arriva al 21%. La manutenzione straordinaria è quasi assente da almeno 5 anni, cioè meno di un quarto del totale delle scuole, il 23,5%, contro il 50% della media nazionale.